Buongiorno qui in sala, buongiorno anche online. Adesso stiamo ammettendo chi sta aspettando. E chiaramente oggi abbiamo un programma un po' diverso rispetto alla solita lezione. Abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi la dottoressa Giulia Pedrini, che ha un legame di formazione anche affettivo con l'Università di Udine, perché si è addottorata nel 2024 nel corso di studi linguistici e letterari, chiaramente congiunto con l'Università di Trieste, e attualmente è assistente di ricerca all'Università di Trieste, dove però ha anche una docenza contratto, come anche all'Università di Milano e alla Fondazione dell'Università di Hildesheim. Perciò vediamo che spazia molto. I suoi interessi di ricerca sono chiaramente la lingua tedesca, ma anche la linguistica contrastiva, focalizzandosi sul tedesco, l'inglese e l'italiano, la traduzione, chiaramente anche la lingua della medicina, e tutto questo confluisce, è confluito nella sua prima monografia, e questa implica che ci saranno altre, e chiaramente è anche la base della nostra conferenza di oggi, del nostro workshop, perché noi siamo attivi, e passo subito la parola. Grazie Giulia. Grazie mille per questa presentazione, buongiorno a tutte e a tutti. Per me è un onore essere qui, sono molto felice di poter tenere questa conferenza. Parlerò dell'utilizzo del plain language per l'ambito tedescofono della Einfache Sprache nell'ambito sanitario. Ora vi offrirò una breve panoramica della conferenza, così saprete quali saranno i punti che andremo a toccare. Allora, prima di tutto farò un excursus sull'utilizzo della semplificazione in ambito medico. Presenterò lo stato dell'arte della semplificazione linguistica in ambito tedescofono, ma anche italofono e anglofono, e vi presenterò il genere testuale di cui mi sono occupata nella tesi di dottorato, e poi passerò ai risultati di questa analisi, illustrandovi quello che è emerso a livello lessicale e terminologico, poi anche a livello morfosintattico per quanto riguarda la diatesi, la nominalizzazione, la paratassi e l'ipotassi. Poi passerò alla testualità e al layout di questi testi, e infine presenterò dei risultati concernenti gli indici di leggibilità. Spero di riuscire a coprire tutte le tematiche, vedremo cosa sarà possibile fare nel corso delle 2 ore. Per rompere il ghiaccio vi riporto 2 citazioni che ho trovato in maniera fortuita mentre stavo preparando la tesi di dottorato e che facevano assolutamente al caso mio. Una è tratta da Goodbye Lenin, che credo qualsiasi germanista conosca, e l'altra invece è tratta da un thriller di Fitzek, che è uno degli autori tedeschi in quest'ambito più noti attualmente, ed entrambe avevano a che fare con le problematiche che si hanno quando in ambito medico vi sono dei termini che vengono utilizzati ma che non sono noti all'interlocutore. E in entrambi i casi si tratta dell'amnesia. E nel primo caso si ha una conversazione con un medico che appunto utilizza questo termine amnesia in tedesco, e dopodiché vi è l'infermiera che interviene e, tra virgolette, traduce il termine per i pazienti utilizzando diciamo, l'equivalente meno dotto di origine germanica anziché classica, ossia Gedächtnisverlust, perdita di memoria. E poi si scusa con il medico per aver interrotto la comunicazione. Nel secondo caso abbiamo un dialogo in cui non vi è, diciamo, non vi è ricorso alla sinonimia per spiegare il termine tecnico, bensì vi sono delle spiegazioni un po' più elaborate. Qui abbiamo la protagonista che soffre di una tipologia di amnesia specifica causata dagli anestetici, e qui parla di retrograde global transient amnesie, e quindi vi è l'interlocutore che dice was heißt das auf Deutsch? Come se quello che c'era stato prima non fosse nemmeno stato tedesco.
E poi appunto vi è tutta la spiegazione che adesso vi risparmio perché sennò perderemo del tempo, ma qui c'è la citazione. Quindi questo per far notare come appunto l'ambito medico risulti spesso problematico per chi non è dell'ambiente. E quello che vorrei sottolineare è che a differenza di altri ambiti che sono molto specialistici ma che non ci toccano da vicino, l'ambito medico, come anche ad esempio l'ambito legale amministrativo, sono dei settori con i quali, volenti o nolenti, abbiamo a che fare, punto. Purtroppo ogni tanto ci si ammala, purtroppo alle volte si ha a che fare con questioni amministrative, per cui è fondamentale che chi scrive, chi si rapporta con noi, ci venga incontro, perché si ha il diritto a comprendere ciò che viene detto per l'appunto. A livello, diciamo, linguistico si opera un distinguo all'interno della comunicazione specialistica, che è quello, vi utilizzo i termini tedeschi, perché siete tutti studenti e studentesse di tedesco, fachinterne, interfachliche e fachexterne Kommunikation. Con la fachinterne Kommunikation si intende la comunicazione tra specialisti di un determinato settore. Con la interfachliche intendiamo la comunicazione che ha a che fare tra specialisti che però non sono per forza di cose dello stesso identico settore. Con la fachexterne Kommunikation invece intendiamo la comunicazione tra da una parte specialisti, dall'altra invece pubblico generico. E qui andiamo a inserirci con la comunicazione tra, quando parliamo della comunicazione tra medico-paziente oppure altri generi testuali che hanno a che fare con il pubblico più ampio. Sostanzialmente, come vi ho fatto notare già con le citazioni iniziali, vi sono delle asimmetrie tra il parlante e l'interlocutore o lo scrivente e chi va a leggere poi il testo. E se la comunicazione non viene gestita in maniera, diciamo, opportuna, si possono creare delle barriere nella comunicazione stessa che sono state categorizzate da vari linguisti. Qui vediamo la categorizzazione delle barriere proposta da Vink. Ora vi risparmio tutte le spiegazioni perché non abbiamo abbastanza tempo, mi concentrerò su quelle che sono più importanti per noi, per la conferenza stessa, ossia la barriera delle conoscenze specialistiche e la barriera del linguaggio specialistico. Si tratta di due barriere che sono strettamente interconnesse, ma che non si trovano sempre in contemporanea. Possiamo avere una barriera delle conoscenze specialistiche se si ha un testo che è denso di nozioni tecniche, ma non vi sono termini tecnici e così non si ha la barriera del linguaggio specialistico. Viceversa possiamo avere un testo che a livello nozionistico non è particolarmente denso, ma che comunque presenta molti tecnicismi e che quindi risulta molto oscuro al pubblico. E poi possiamo avere entrambe le barriere in contemporanea. Quello a cui miriamo per avere una comunicazione sanitaria accessibile è eliminare entrambe le barriere. E diciamo che appunto l'ambito sanitario è un settore particolarmente ostico per quanto riguarda la comunicazione verso il pubblico, ma ci sono dei movimenti che stanno modificando questa tendenza, che stanno pian piano riducendo questi ostacoli nella comunicazione. Da una parte abbiamo il cosiddetto patient empowerment, quindi un tempo diciamo che vi era una tendenza a mantenere un rapporto piuttosto paternalistico verso i pazienti. I medici ci tenevano di più a sottolineare quello che Goffman chiamerebbe ritual territory, quindi
sottolineare la propria autorità all'interno della comunicazione anche tramite l'oscurità nel parlato, nel modo di esprimersi. Ora invece ci si è resi conto che è fondamentale essere compresi da chi si ha di fronte. E poi dall'altra parte vi sono i movimenti di semplificazione linguistica. Io qui vi ho riportato soltanto due dei vari sinonimi che andremo a trovare poi nelle slide successive. Vi ho riportato quelli per l'italiano, linguaggio facile da leggere e da capire, plain language. Vedremo esattamente di che cosa si tratta. Comunque si tratta di varianti che sostanzialmente mirano a eliminare quelle risorse linguistiche che sono più complesse e che possono causare più problemi a chi legge o a chi ci ascolta. E qui vi ho riportato anche alcuni studi sulla tematica della comunicazione sanitaria accessibile. Adesso non mi soffermo su tutti, vi parlo soltanto di alcuni di essi. Maserink si sono occupate della leichte Sprache in ambito sanitario. Si tratta di una variante specifica tedesca, che vedremo meglio dopo. Poi Perego si è occupata della stessa variante ma per l'inglese, per quanto riguarda l'ambito della comunicazione riguardante la depressione su blog e tipologie testuali rivolte al pubblico. E poi abbiamo opere come quella di Jacobi, che è una monografia in cui non ci si limita soltanto alla semplificazione linguistica, ma si tratta anche la tematica, ad esempio, dell'accessibilità per quanto riguarda persone non udenti con le interpretazioni in lingua dei segni e così via. Quello che vi mostro adesso è già emerso in parte da questi testi, dalla parte pratica. Sostanzialmente, quando parliamo di semplificazione linguistica, abbiamo un continuum di tratti in cui spesso si hanno delle parziali sovrapposizioni tra delle varianti. Non abbiamo delle distinzioni nette, ma abbiamo delle caratteristiche che accomunano più varianti. Qui da una parte a destra vediamo quelle che in tedesco sono le Fachsprachen o le lingue speciali, che sono la variante più complessa in assoluto. Quindi ad esempio la lingua della medicina nel nostro caso, con tecnicismi, senza diciamo tentativi di rendere la sintassi più semplificata e così via. Poi abbiamo la lingua standard, che è la lingua diciamo di tutti i giorni. E poi passiamo al polo della semplificazione. Qui abbiamo il plain language o Einfache Sprache per il tedesco, e poi abbiamo la variante semplificata per antonomasia, che è la leichte Sprache o easy language per l'inglese, lingua facile per l'italiano. E appunto vediamo che il plain language si situa a metà tra la lingua standard e la lingua facile. E poi vi sono anche delle varianti intermedie, ad esempio per il tedesco qui sotto vediamo che c'è quella variante che vi ho menzionato prima, che combaciava con il testo 1, che è la Leichte Sprache Plus, che sostanzialmente è stata proposta per bilanciare un po' i vantaggi e gli svantaggi sia della Leichte Sprache che della Einfache Sprache. Quindi non è semplificata come la Leichte Sprache, ma diciamo assomiglia molto di più anche per quanto riguarda il layout, la strutturazione delle frasi e così via alla lingua standard, così che non sia evidente proprio di primo acchito che si tratta di semplificazione linguistica. E questo perché diciamo che purtroppo c'è una tendenza a stigmatizzare il linguaggio semplificato, così che avere una variante che non è semplificata proprio a prima vista può essere favorevole per il pubblico.
Poi altri punti fondamentali che vorrei sottolineare prima di entrare nel vivo con il resto della conferenza sono che sostanzialmente in questo continuum in cui da una parte abbiamo la lingua facile, dall'altra quella che in italiano definiremmo lingua semplice, la nostra einfache Sprache, abbiamo un pubblico che è in parte differente. Diciamo che con la leichte Sprache puntiamo solitamente a un pubblico che ha disabilità cognitive, intellettive o magari a un pubblico con un background di migrazione, che sta ancora imparando la lingua in questione, mentre con il plain language noi miriamo a un pubblico che è più generico, che semplicemente non ha conoscenze specifiche in un determinato campo. Anche per questo la lingua che andiamo ad utilizzare somiglia molto di più alla lingua standard. E un altro aspetto molto importante è che mentre la leichte Sprache ha delle norme specifiche che dobbiamo seguire mentre scriviamo, con il plain language o einfache Sprache abbiamo molta più libertà. Nel continuum che vi ho mostrato, nel grafico, vi erano le diciture in tedesco e in inglese. Vorrei sottolineare il fatto che però vi sono queste varianti in innumerevoli paesi. Vi ho menzionato anche appunto molto rapidamente come chiamiamo noi queste varianti in italiano. È importante però comprendere che vi sono differenze concettuali, oltre che nelle denominazioni, e diverse tradizioni nei vari paesi. Finora diciamo che vi ho menzionato il tedesco, l'inglese e l'italiano. Sappiate che il tedesco è la lingua in cui la leichte Sprache, comunque la variante più semplificata, ha una tradizione molto più radicata, anche per via dell'ordinamento giuridico tedesco. In Italia diciamo che la variante corrispondente che abbiamo, qui vi ho riportato un po' di sinonimi, non è ancora così diffusa come in ambito tedescofono. D'altro canto, in ambito tedescofono la einfache Sprache è meno radicata, proprio perché il focus dal punto di vista anche giuridico è sulla leichte Sprache, mentre nell'ambito italofono, diciamo, il nostro focus si sposta sulla lingua semplice piuttosto che facile. Qui ho riportato appunto dei sinonimi, non li leggo tutti. Comunque vedete che per l'italiano abbiamo una terminologia molto ricca. Questo avviene spesso quando si ha un settore che si sta ancora affermando e quindi la sinonimia cresce a vista d'occhio, diciamo. In tedesco invece abbiamo dei termini che sono molto più già accettati, con meno sinonimia. Abbiamo, qui ho riportato altri due tecnicismi. Klare Sprache, ad esempio, è stata proposta come alternativa a leichte Sprache, ma da una linguista specifica, Luthermann. E poi ci sarebbe anche una variante che si chiama Bürgernahe Sprache, che diciamo è una sorta di plain language, potremmo dire, in ambito giuridico-amministrativo, ma che non è un termine così diffuso come einfache Sprache. Ovviamente adesso sto semplificando molto la questione. Comunque, ecco, questo per darvi un breve background a livello terminologico proprio. Ora passo alle opere principali nelle varie lingue prese in esame in questa conferenza. Per quanto riguarda il tedesco, sono assolutamente da conoscere le opere di Rehl e Mass per niente meno che la Duden. Abbiamo 3 opere del 2016 in cui una, diciamo, è più
un manuale con indicazioni sui vari livelli linguistici, molto molto dettagliato, che è la prima che ho riportato nella slide, Leichte Sprache, theoretische Grundlagen, Orientierung vor die Praxis. E poi abbiamo sostanzialmente il corrispondente Ratgeber, in cui abbiamo più o meno le stesse regole che vengono riportate, ma in maniera meno dettagliata e più improntata sul punto di vista pratico. Poi abbiamo l'Arbeitsbuch con degli esercizi per i traduttori in Leichte Sprache. E poi abbiamo quest'altra opera di Maass in cui si parla delle varianti che vi ho mostrato prima. Passando all'inglese e al tedesco, consiglierei quest'opera di Katz, Oxford Guide to Plain English. Siamo arrivati, come vedete, già alla quinta edizione. E poi, per quanto riguarda il Plain Language, un'opera di Fortis che è del 2003, ma comunque è un buon punto di partenza. E poi per il linguaggio facile da leggere e da capire o lingua facile, abbiamo quest'opera di Sciumbatta, altra dottoressa di ricerca di Udine. Dopodiché passerei alla questione degli studi clinici, perché sostanzialmente nel mio libro, nella tesi di dottorato, mi sono occupata di un genere testuale medico che ha a che fare proprio con gli studi clinici, le sintesi di studi clinici per non esperti, quindi vorrei presentarvi, diciamo, alcune nozioni di base per quanto riguarda questi studi. Sostanzialmente gli studi clinici si suddividono in due tipologie principali: studi osservazionali, studi interventistici o trial. Negli studi osservazionali non abbiamo, come suggeriscono anche i termini, alcun intervento da parte dei medici, mentre negli studi interventistici si vanno a manipolare, diciamo, le caratteristiche dello studio, ad esempio somministrando dei farmaci ad alcuni partecipanti. E questi a loro volta si suddividono in trial clinici non controllati e trial controllati. Dopodiché, scusate, torno indietro. Tra i trial clinici controllati abbiamo i trial clinici randomizzati, in cui sostanzialmente a chi viene somministrato un farmaco, cioè vi è la randomizzazione che consiste nel somministrare dei farmaci in maniera casuale a determinate persone, ad altre no, in modo da non avere un impatto sullo studio, così da non, come dire, sapere già chi riceverà cosa e quindi garantire maggior scientificità. Qui ho riportato, non mi soffermo molto perché non abbiamo tantissimo tempo, sempre per rompere il ghiaccio, prima di passare alla parte un po' più scientifica e quindi soporifera, vi ho riportato una battuta che viene fatta nell'ambito degli studi clinici. Qui non so se qualcuno di voi abbia studiato arte alle superiori, si riprende una celebre opera di Matisse, La danza, e qui abbiamo da una parte un gruppo che sta danzando, dall'altra delle persone che invece sono sedute tranquille, ed evidentemente le persone sedute erano quelle nel gruppo placebo a cui non è stato somministrato un farmaco che a quanto pare invece ha avuto effetti strani sul resto delle persone. E qui un'altra battuta sempre sugli studi clinici randomizzati, in cui appunto si ha una dicitura molto lunga e pesante, randomized double blind placebo control study. Sarebbe più comodo chiamarli trick or treatment da trick or treat di Halloween, proprio perché la somministrazione è casuale. Passando appunto alla parte invece più scientifica, dopo queste freddure,
Sostanzialmente i testi di cui mi sono occupata nel mio libro sono basati su un regolamento europeo, il regolamento 536 del 2014, che sostanzialmente mira a fissare standard elevati di qualità e di sicurezza per quanto riguarda i medicinali in ambito europeo. Si applica alle sperimentazioni cliniche, non agli studi non interventistici, anche se alcune case farmaceutiche poi comunque scrivono i testi che andremo a vedere anche per gli studi non interventistici, nonostante non siano costrette. Qui vi riporto delle definizioni sempre di studi clinici e sperimentazioni cliniche che sono tratte dal regolamento, non le leggo sempre per questioni di tempo, ma sono nella slide, nel caso a qualcuno interessassero. Quello che mi interessa di più è che questo regolamento europeo ha previsto che al termine di ciascuno studio fossero pubblicati i risultati della sperimentazione clinica sia in una variante per esperti che in una variante per non addetti ai lavori, quindi per il pubblico generale. Questo per garantire trasparenza, perché altrimenti i risultati di questi studi non sarebbero stati accessibili per nulla a chi non è in grado di leggere testi medici complessi. Inoltre è stato previsto che questi testi fossero tradotti nelle lingue dei Paesi membri, quantomeno nelle lingue dei Paesi membri che hanno preso parte allo studio, sempre per garantire accessibilità in toto. Nell'allegato 5 del regolamento vi è una lista di informazioni che devono essere previste nelle sintesi degli studi clinici per non esperti. Ora vi leggo giusto in fretta qualche punto. Identificazione della sperimentazione clinica, nome e recapito del promotore, informazioni generali sulla sperimentazione clinica, ad esempio luogo e periodo della sperimentazione, obiettivi principali della sperimentazione, popolazione dei soggetti, medicinali sperimentali utilizzati, descrizione delle reazioni avverse e relativa frequenza, risultati generali della sperimentazione clinica, indicazione di eventuali sperimentazioni cliniche di follow-up. Dopodiché nel 2021 è stato pubblicato un documento aggiuntivo che si chiama Good Lay Summary Practice, che sostanzialmente è una linea guida molto dettagliata che spiega come devono essere redatti questi testi. E all'inizio proprio viene definito quello che si intende con plain language. Diciamo che in questa linea guida di solito si parla di lay language, quindi linguaggio per non esperti, ma si specifica che appunto plain language e lay language sono utilizzati in maniera sinonimica e che il Good Lay Summary Practice adotta la definizione di plain language prevista dalla Plain Language Association International, che è una definizione, diciamo, molto nota nel campo, che stabilisce che a communication is in plain language if its wording, structure and design are so clear that the audience can easily find what they need, understand what they find and use that information. Quindi innanzitutto dobbiamo riuscire a trovare facilmente l'informazione, comprendere l'informazione e poi impiegare questa informazione proprio dal punto di vista pratico. E poi altre informazioni molto importanti sono che il pubblico a cui si rivolgono questi riassunti degli studi clinici sono laypersons, quindi non addetti ai lavori o non esperti. Non vi è una definizione di questo layperson nel regolamento in questione, ma in un altro regolamento successivo europeo sì. Qui ho riportato soltanto la sigla MDR, sarebbe la Medical Device Regulation, quindi regolamento relativo ai dispositivi medici, e qui si dice che layperson è an individual who does not have formal education in a relevant field of healthcare or medical discipline. Quindi qualcuno che non abbia un'educazione formale
in ambito medico o in un ambito affine. Qui vi ho riportato due esempi dei testi in questione e a destra riconoscerete subito il layout di quel testo che vi ho assegnato prima. Quindi quello che vi ho dato assieme ad altri testi era proprio un esempio del genere testuale di cui mi sono occupata nella tesi di dottorato. Appunto qui c'è il riferimento alla mia tesi di dottorato, dove si trovano più nel dettaglio poi i risultati dell'analisi che adesso vi vado a illustrare. Diciamo che adesso vi illustrerò un po' come ho, a livello metodologico, che cosa ho analizzato nel dettaglio. Ho costituito un corpus trilingue con, da una parte, con delle traduzioni anche, sostanzialmente avevo i testi sorgenti in inglese e poi testi d'arrivo in tedesco e in italiano. E questo perché? Perché non l'ho specificato prima, ma sostanzialmente queste sintesi di studi clinici per non esperti vengono redatte innanzitutto in inglese e poi tradotte nelle altre varie lingue. E questo in ogni caso, anche quando magari lo studio è stato condotto in Germania, ad esempio, comunque dato che l'inglese è la lingua franca della medicina, si parte sempre da questa lingua. E poi appunto ho analizzato i testi d'arrivo in tedesco e in italiano, perché sono le lingue di cui mi occupo. Mi interessava vedere innanzitutto come fossero stati redatti i testi di partenza, se rispettassero le linee guida presenti nel campo oppure no, e poi come si fossero comportati i traduttori e le traduttrici, se avessero rispettato le regole della semplificazione linguistica o meno. E qui vedete appunto la costituzione del corpus. Ho preso testi prodotti da 4 case farmaceutiche diverse, Bayer, Gesca, Novartis e Roche. Diciamo che i testi dovranno essere pubblicati su un portale europeo che si chiama Clinical Trials Information System, ma nel momento in cui io avevo raccolto tutti i vari documenti e analizzato il tutto, questo portale non era attivo inizialmente, poi non presentava ancora alcun testo perché si tratta di qualcosa di recente ancora. Quindi sono andata a raccogliere i testi sui portali delle singole case farmaceutiche. E qui vedete quando sono stati scritti questi testi, a partire dal 2016 fino al 2022. I testi del 2016-2017 sono molto pochi e poi vi è un'impennata tra il 2019 e il 2021. Poi nel 2022 c'è di nuovo un calo, ma questo non perché non si scrivano più questi testi, semplicemente perché io avevo dovuto smettere di raccogliere i documenti e avevo iniziato a creare il corpus e analizzare il tutto. Ma questi testi sono in continuo aumento. E questo chiaramente è interessante per noi che ci occupiamo dell'ambito, per sia i linguisti che i traduttori. E qui vi porto dei dati lessicometrici sul corpus. Quello che ci interessa di più sono i token, quasi 500.000 token, calcolando tutti e tre i subcorpora. Non si tratta quindi di un corpus immenso, se lo si paragona a corpora di lingua generale che si trovano online, ad esempio, magari anche quelli costituiti tramite web crawling, ma considerando che è una lingua speciale e un unico tipo di testo, già ci consente di vedere che tendenze si evincono da questi testi. E qui vi riporto gli obiettivi, i miei obiettivi principali di ricerca.
innanzitutto mi sono chiesta in che posizione del continuum della semplificazione che vi ho mostrato prima si trovano questi testi. Sono considerabili effettivamente come esempi di plain language o sono troppo complessi comunque? Poi intendevo individuare le caratteristiche principali di questo genere testuale sia nei testi originali che in traduzione, verificare la conformità di questi testi alle linee guida specifiche, che sono il Good Lay Summary Practice che vi ho mostrato prima e un'altra breve linea guida che si chiama Recommendations of the Expert Group on Clinical Trials del 2018. E poi volevo anche vedere se questi testi corrispondessero alle linee guida più generiche sulla semplificazione linguistica, cioè alle norme previste nei manuali come quelli che vi ho mostrato prima di Prey delle Mas e così via. E poi volevo verificare se come le linee guida, queste Good Lay Summary Practice e Recommendations of the Expert Group on Clinical Trials, fossero migliorabili. E mi sono concentrata sui tipici livelli di analisi linguistica, quindi livello lessicale terminologico, livello morfosintattico, livello testuale e paratestuale. Poi ho anche analizzato il linguaggio inclusivo in questi testi, la tendenza all'esplicitazione e poi, come vi avevo accennato prima, sono andata ad impiegare degli indici di leggibilità. Partendo dal livello lessicale terminologico, la mia analisi ha compreso 3 fasi principali. Innanzitutto ho estratto dal corpus i lemmi più frequenti, 100 lemmi per le seguenti 4 categorie: sostantivi, aggettivi, verbi, avverbi, e poi ho verificato se questi lemmi fossero effettivamente presenti nei dizionari di frequenza, e ho fatto questo tramite Sketch Engine, che è anche il software che ho utilizzato per la maggior parte delle analisi, ma in alcuni punti ho utilizzato altri tool che poi vi indicherò. Dopodiché ho estratto i termini tecnici con morfemi classici. Infine ho analizzato i contesti in cui vi erano delle spiegazioni, delle definizioni o sinonimi, iperonimi di termini tecnici tramite l'estrazione di verbi che segnalassero queste categorie. Per motivi di tempo io qui nella mia presentazione mi concentrerò sui primi sulle prime 2 fasi. E per quanto riguarda la frequenza dei lemmi, mi sono basata sulle categorie di De Mauro, nuovo vocabolario di base della lingua italiana, che probabilmente già conoscerete magari da altri corsi di linguistica italiana, e che sostanzialmente prevede 3 sottocategorie. Vocabolario fondamentale con circa 2000 parole, che dovrebbero essere quelle più frequenti nella lingua. Poi vocabolario d'alto uso con circa 3000 parole, leggermente meno frequenti del vocabolario fondamentale, ma comunque che dovrebbero essere note al pubblico. E poi vocabolario di alta disponibilità con circa 2500 parole. Questo vocabolario di alta disponibilità è leggermente diverso rispetto agli altri 2 perché è stato costituito in maniera differente, basandosi su sostanzialmente dei sondaggi con dei parlanti di lingua italiana, mentre il vocabolario fondamentale e il vocabolario d'alto uso sono basati sui lemmi che si trovano che si erano trovati in analisi di corpora di testi. Per l'inglese e il tedesco mi sono basata su 2 dizionari di frequenza che vi riporto qui, che però contengono soltanto 5000 parole, quindi vi era uno scarto tra l'italiano, l'inglese e il tedesco. Un'altra differenza sostanziale è che l'italiano è l'unica lingua che presenti delle sottocategorie, quindi vocabolario fondamentale, d'alto uso e così via.
per l'inglese e il tedesco i dizionari non presentavano delle sottocategorie che danno un'idea sulla diversa frequenza dei lemmi, bensì soltanto una sorta di posizione, quindi lemmi estremamente frequenti magari hanno la posizione 1, 2, 3 e così via, e man mano che si arriva, che ci si muove verso il 5000, il lemma è meno frequente nella lingua. E quindi che cosa ho fatto? Per rendere paragonabili i miei risultati ho assegnato le diciture del De Mauro anche all'inglese e al tedesco, basandomi sulla posizione nel dizionario dei lemmi che mi servivano, quindi da 1 a 2000 vocabolario fondamentale e poi vocabolario d'alto uso. Veniva a mancare così il vocabolario di alta disponibilità, che però, come avevo accennato, è differente rispetto alle altre due categorie. E in più anche nella mia analisi non vi erano molti lemmi appartenenti a questa categoria, solo circa 3 se non ricordo male su 400, per cui comunque non si trattava di un numero significativo. Qui vi riporto degli esempi dei lemmi che ho trovato, dei più frequenti. Questi sono per l'inglese, poi per il tedesco mi soffermo di più su questa slide, dato che immagino anche a voi interessi di più. Qui per i sostantivi, ad esempio, il lemma più frequente era Teilnehmer, nel senso di Studienteilnehmer, chiaramente, poi Prüfungsstudie, Behandlung, Nebenwirkung, Ergebnis, Ereignis, Wissenschaftler, Zusammenfassung, Patient. Quindi chiaramente tutti i lemmi che avevano a che fare con gli studi clinici e la tipologia testuale. E idem per gli aggettivi, avevamo klinisch, unerwünscht, medizinisch, schwerwiegend e così via. Ora vi riporto, avrei il paragone sia di sostantivi che di aggettivi, verbi, avverbi, ma salto queste slide e passo a tutte le categorie summenzionate. Sostanzialmente che cosa è emerso dalla mia analisi? Che vi erano più somiglianze tra l'inglese e il tedesco, come già si vede dai grafici, con 290 lemmi che erano presenti nel dizionario di frequenza per l'inglese e 286 per il tedesco. Nel vocabolario fondamentale. Per l'italiano invece vi erano soltanto 240 lemmi che appartenevano al vocabolario fondamentale, ma più lemmi, come vedete qui dall'arancione scuro, che appartenevano alla categoria del vocabolario d'alto uso. Il tedesco qui ha più lemmi che non erano registrati nel dizionario di frequenza, vedete, diciamo arancione chiaro. Questi erano i lemmi non presenti nel dizionario di frequenza. L'inglese aveva il numero maggiore di lemmi presenti nel dizionario di frequenza, qui. E questo numero invece diminuisce in traduzione. E una cosa che avrei menzionato prima nella slide sui sostantivi è che parte di questo scarto tra le varie lingue è dovuta al fatto che con il tedesco tra i sostantivi vi erano molti sostantivi composti in cui, diciamo, il sostantivo in sé non era presente nel dizionario di frequenza, ma il determinans e determinatum, quindi le varie componenti del composto, erano sì presenti nel dizionario. Esempi: Studien, Medikament, Studienteilnehmer, Behandlungsmöglichkeit, Studienergebnis, Behandlungsmethode e così via. E quindi, ecco, parte dello scarto è anche dovuta a differenze morfologiche tra le tre lingue. Adesso passiamo alla terminologia.
Qui vi riporto dei termini tecnici tedeschi. Diciamo che per degli italiani che non abbiano già delle conoscenze mediche pregresse si tratta comunque di termini molto poco trasparenti. Qui in italiano avremmo, ve li dico di già, idrocefalo, glossite, otoscopia, presbiopia, ipoglicemia, presbiacusia, appendicectomia e atrocentesi. Quindi vi è una quasi totale sovrapponibilità tra i termini tedeschi e i termini italiani corrispondenti. Appunto, ipoglicemia era stato colto quel glicemia, appendicectomia appunto è la rimozione dell'appendice. Sostanzialmente qui abbiamo a che vedere con una terminologia medica che è in parte internazionale, quindi noi variamo leggermente i termini adattandoli morfologicamente alla lingua in questione, ma c'è molta trasparenza rispetto a quello che avevamo visto prima, si riesce a intuire qualcosa di più. E ora vi riporto gli stessi termini della prima slide e della seconda. Si tratta esattamente degli stessi concetti. Unterzuckerung, unter, sotto, zucchero, ipoglucemia, upo, sotto, glicemia ha a che fare con lo zucchero sempre. Poi Kopf, che era stato identificato prima, qui abbiamo cephalus, scusate, sì, cephalus, e poi Vassa, che diventa hudro. Si tratta sostanzialmente degli stessi concetti resi da una parte tramite termini di origine germanica a sinistra e dall'altra termini di origine classica. Qui vi ho riportato nel titolo varianti diastratiche e diafasiche. Perché? Perché sostanzialmente i termini che abbiamo visto a sinistra nella prima slide in assoluto sono quelli che a noi italofoni davano più problemi, ma che a un pubblico tedescofono, soprattutto non esperto dell'ambito medico, sono molto più trasparenti invece. Si tratta dei termini più popolari, diciamo, mentre quelli che vediamo a destra, che a noi, dato che essendo italofoni, che quindi l'italiano è una lingua romanza, risultano più semplici, per un pubblico invece tedesco comportano molti più problemi. Quindi in sostanza cosa avviene nella comunicazione medica? Con dei pazienti si dovrebbero utilizzare i termini presenti qui a sinistra, quelli di origine germanica, per facilitare la comunicazione. Una linguista addirittura parla di queste doppiette di termini utilizzando il termine diglossia tecnica, proprio per far notare come a seconda del livello di tecnicità del discorso si abbia un termine oppure l'altro. Ora, qui ho portato delle domande che avevo sottoposto a un pubblico tedescofono in un sondaggio per sostanzialmente verificare la comprensibilità di termini tecnici, e mi interessava anche così avere invece un riscontro da parte di un pubblico italofono, proprio cogliendo l'occasione di questa conferenza. Magari vi sottopongo la seconda domanda. Was verstehen Sie unter Hepatitis? A voi italofoni che cosa dice questa? Sì, se doveste spiegare che cos'è. C'è qualche nozione ancora più specifica che vi viene in mente? Che tipo di malattia del fegato? Avete idea di che cosa possa voler dire quell'ite finale? Tipo tonsillite, meningite? Sentite? Esattamente, sì, perfetto. Quindi infiammazione del fegato.
ecco, a voi è risultato molto molto più facile giungere alla conclusione di che cosa fosse questa hepatitis rispetto a un pubblico tedescofono non esperto in medicina. Diciamo in questo sondaggio, sì, tante persone avevano detto che si trattava di una malattia del fegato, ma tante altre avevano avuto molte più difficoltà, molti più dubbi e appunto la componente dell'infiammazione era stata colta da ancora meno persone. Ora vado avanti, sempre con le parti di analisi invece, chiudendo quindi questa parentesi un po' più pratica e interattiva. Qui vi riporto i morfemi di matrice classica che io ho analizzato nei miei testi. Mi sono basata su una lista che è stata proposta da Magris. Qui vi sono dei prefissi, poi mi sono concentrata anche sui suffissi e sulle radici. Ecco, non c'è chiaramente tempo di, di guardarle tutte, però era per darvi un'idea della quantità di morfemi che ci sono. Comunque ho limitato anche lì la selezione perché si sarebbe potuti andare molto più nel dettaglio. Sempre tramite Sketch Engine sostanzialmente ho estratto i termini che mi interessavano, che contenevano tutti questi morfemi nei 3 subcorpora. Ho utilizzato una funzione che si chiama wordlist e sostanzialmente si possono anche mettere dei filtri aggiuntivi, ad esempio starting with, ending with, containing, che a seconda della parte che io stavo andando ad analizzare, suffisso, prefisso o radice, mi tornavano più comodi. Quindi per i prefissi guardavo sostantivi che iniziavano con, ad esempio qui, endo, oppure con epi e così via, e quindi filtravo, ottenevo chiaramente una quantità di rumore notevole, dovevo poi manualmente andare a selezionare i termini tecnici che mi interessavano e cancellare invece ciò che era lì semplicemente perché casualmente iniziava in quel modo, terminava in quel modo, quindi un lavoro piuttosto lungo, ma che ha dato i suoi frutti. Qui vi riporto degli esempi delle tabelle con le varie occorrenze che ho trovato. E andando subito al dunque, qui vi riporto i grafici dei morfemi che sono riuscita a trovare nei subcorpora. Sostanzialmente quello che emerge è che vi era un calo notevole dei morfemi di matrice classica nel corpus tedesco, a eccezione dei suffissi, in cui vi era un aumento comunque irrisorio. Chiaramente, come ci si poteva aspettare, perché si tratta per l'appunto di una lingua romanza, vi era un incremento notevole in italiano, ma questo era già messo in conto. A me interessava soprattutto il tedesco, diciamo, perché sia l'inglese che il tedesco sono lingue germaniche, quindi hanno dei comportamenti molto più simili rispetto all'italiano. E vi riporto alcuni esempi concreti. Vediamo quanto tempo ho, non tantissimo tempo, per cui magari vi leggo quelli più eclatanti. Per il prefisso dia in inglese c'erano 39 occorrenze di diarrhea, in tedesco invece avevamo soltanto 2 occorrenze del termine di origine germanica, diarrhoe, mentre ben 39 occorrenze del corrispondente di origine, scusate, ho detto di origine germanica, qui origine classica volevo dire, 39 occorrenze del termine di origine germanica. E un altro aspetto interessante è che entrambe queste occorrenze del termine di origine classica erano tra parentesi con l'equivalente di origine invece più popolare germanica. Quindi il traduttore si era proprio impegnato, o la traduttrice si erano impegnati a semplificare il testo per renderlo più accessibile al proprio lettore. Vi leggo anche gli esempi seguenti qui per i prefissi emi, epi e iper,
perché sono molto interessanti. Sostanzialmente qui in inglese avevamo dei termini molto di registro basso, facili da comprendere anche per un pubblico non specialista: nosebleed, headache, underactive thyroid. In tedesco avevamo lo stesso registro: Nasenbluten, Kopfschmerzen, Schilddrüsenunterfunktion, e in italiano invece avevamo un innalzamento improvviso di registro in cui avevamo epistassi, emicrania e ipertiroidismo, in cui c'era stato un errore, si doveva dire ipotiroidismo. Comunque uno scarto notevole, che è una tendenza che si ritrova molto spesso nella traduzione dall'inglese all'italiano in ambito medico, però in questa tipologia testuale, che invece doveva mirare a garantire comprensibilità al pubblico, si trattava di una strategia purtroppo errata. Sarebbe stato più corretto mantenere un registro molto più basso. Passo magari salto i suffissi, sono più interessanti le radici. Di nuovo abbiamo le stesse tendenze nelle tre lingue. Per emoemato, in inglese avevamo bleeding, nosebleed. Con il tedesco questi sono diventati Blutung, Nasenbluten, sempre un registro piuttosto basso e comprensibile al pubblico. In italiano emorragia nasale. Bruising in inglese è diventato Bluterguss in tedesco, in italiano invece è diventato ematoma. Poi per quanto riguarda le radici cardio e epato, sostanzialmente in inglese avevamo una grande quantità di sostantivi con heart in funzione aggettivale, ad esempio heart attack, heart failure, heart disease, heart muscle, così via. In tedesco avevamo comunque dei composti con Herz, quindi stesso registro di nuovo: Herzversagen, Herzinsuffizienz, Herzmuskel. E in italiano invece avevamo l'aggettivo cardiaco, in alcuni casi diciamo senza particolari problemi di comprensibilità, in altri con uno scarto maggiore. Vi leggo giusto alcuni esempi. Avevamo attacco cardiaco, battito cardiaco, malattia cardiaca e così via. In un caso particolare avevamo anche miocardio, quindi non con l'aggettivo cardiaco, ma proprio con solo sostantivo. Poi per epato, di nuovo vi era la stessa tendenza appena illustrata per cardio. Avevamo liver in inglese, in funzione sempre aggettivale, ad esempio liver fibrosis, liver cell, liver protein. In tedesco questo veniva reso con Leberzelle, Leberprotein, eccetera, e in italiano invece con l'aggettivo epatico: insufficienza epatica, proteina epatica e così via. Qui ho saltato l'ultima fase di analisi per motivi di tempo. Vi accenno soltanto brevemente che quello che è emerso dall'analisi dei morfemi, ossia uno scarto tra le varie lingue in cui il tedesco sembrava tentare di più di aiutare il proprio lettore, questa tendenza è stata osservata anche per quanto riguardava le spiegazioni, le definizioni e così via. Vi erano moltissime aggiunte di spiegazioni in tedesco, circa un'ottantina nel corpus. In italiano vi era un numero molto inferiore di aggiunte di spiegazioni, solo circa una ventina. Quindi effettivamente i traduttori tedeschi si sforzavano molto di più di rendere i testi comprensibili per il lettore, probabilmente perché consapevoli del fatto che la terminologia medica per un pubblico tedesco può risultare ostica, mentre in ambito italofono, trattandosi di una lingua romanza, abbiamo generalmente meno difficoltà, ma come abbiamo visto, alcuni termini, nonostante l'italiano sia una lingua romanza, risultavano difficili anche per noi. Passiamo poi al livello morfosintattico. Qui andrò molto veloce per provare a
dirvi quanto più possibile. Sostanzialmente mi sono concentrata in primis sulla diatesi e sia tramite sezioni di analisi più quantitativa che più qualitativa ho analizzato sia passivi canonici che passivi non canonici e riformulazioni del passivo. Queste ultime sono importanti soprattutto per il tedesco, vi sarete accorti che si studiano tantissimo strutture particolari che noi in italiano non abbiamo per sostituire la diatesi passiva, ma comunque anche in inglese e in italiano abbiamo aggettivi con funzione passivale. E diciamo che il risultato principale di questa sezione di analisi è stato che in traduzione in tedesco vi era un leggero calo nella diatesi passiva, in italiano invece vi era un leggero aumento rispetto all'inglese. E questo risultato non corrispondeva a quello che in passato, prima di questa analisi, avevo già osservato in un altro corpus di testi tradotti in tedesco dall'inglese, e lì vi era la tendenza opposta, quindi tendenza a passivare tantissimo le strutture attive inglesi. E questo era dovuto alla differente composizione del corpus. E questo mi ha fatto notare che sostanzialmente vi sono delle differenze sostanziali tra le varie case farmaceutiche, perché nel corpus, diciamo, più vecchio, mi ero accorta che vi erano soltanto 2 testi della casa farmaceutica Bayer, e in questo corpus invece, vi avevo mostrato prima la costituzione dei subcorpora, vi erano più del 50% dei testi che erano stati scritti dalla casa farmaceutica Bayer. E quindi quello che io ho notato è che i traduttori di questa casa farmaceutica prestavano molta più attenzione a rendere le frasi in forma attiva. Vedete qui il secondo grafico a destra abbiamo un notevole calo della diatesi passiva. Mentre nelle case farmaceutiche scusate, per i testi scritti da case farmaceutiche diverse dalla Bayer vi era un incremento del passivo rispetto all'inglese. E qui riporto i dati delle singole case farmaceutiche. Non mi soffermo a lungo, comunque vedete che ci sono delle differenze molto evidenti anche proprio a prima occhiata. Passo al secondo fenomeno morfosintattico che ho analizzato, la nominalizzazione. Allora, sostanzialmente, non so se abbiate già seguito qualche lezione o corso sulle lingue speciali. Diciamo che la nominalizzazione, quindi la tendenza a trasformare verbi in sostantivi, è un fenomeno che nelle lingue speciali è frequentissimo, è proprio un tratto specifico. Al contempo però, per la comprensibilità non si tratta di una caratteristica ideale, nel senso che comporta maggiore astrazione, vaghezza, in generale complessità. Se abbiamo delle catene nominali molto lunghe, è più difficile seguire il testo e comprendere ciò che viene detto. Per questo motivo è un tratto che io qui ho analizzato nei miei testi. Mi sono concentrata sulle nominalizzazioni dei verbali piuttosto che dei aggettivali, perché più importanti per le lingue speciali e perché hanno un impatto sintattico maggiore. Qui sostanzialmente ho creato delle liste di suffissi nominalizzanti da estrarre nei miei 3 subcorpora, sulla base di varie grammatiche per le 3 lingue. Appunto ho estratto tutti i vari sostantivi che riuscivo a trovare tramite Sketch Engine, tramite la funzione che vi ho menzionato prima, WordList, e poi ho tolto i risultati che invece erano semplicemente rumore.
E poi ho anche analizzato 2 casi studio specifici relativi a 2 campi semantici diversi sulla base dei risultati che ho trovato più interessanti in questa prima parte di estrazione dei suffissi. Mi sono concentrata su sostanzialmente sostantivi che avessero a che fare con riferimenti temporali come fine, termine e così via, e poi su sostantivi che avessero a che fare con l'assunzione o la somministrazione di farmaci, perché ho visto che appunto i risultati lì erano particolarmente interessanti. E poi ho analizzato a livello qualitativo una selezione dei testi del mio corpus, ma su questa parte non mi soffermo al momento. Qui vi riporto alcuni esempi del subcorpus inglese e qui del subcorpus tedesco. Torno un attimo alla mia lista qui e provo a chiedere a voi di ipotizzare, sulla base di questa lista che vedete per il tedesco, secondo voi quali sono stati i sostantivi con più occorrenze? Quale suffisso, secondo gli studenti, è più frequente nel tedesco moderno? Studiando anche vocaboli, secondo loro cosa si trova più di frequente? In questa lista. Sì, in questa seconda lista c'è de e poi tutti i vari suffissi. Esattamente, sì, proprio lui. Appunto è estremamente produttivo e si è visto anche nella mia analisi. Adesso vi riporto. Qui vedete il lemico estratto, cioè i sostantivi coestratto nelle 3 lingue. Vedete un incremento notevole nel tedesco, anche nell'italiano, ma soprattutto nel tedesco, rispetto e di questi circa 14.000 sostantivi coestratto, quasi 10.000 erano con un proprio, quindi esatto, ipotesi corretta. Diciamo che in parte questi risultati che vedete sulla slide erano dovuti a differenze tra le 3 lingue, a diverse tendenze a nominalizzare o meno. Il tedesco nominalizza molto, ad esempio, però in molti casi si trattava anche di scelte, diciamo, libere operate dal traduttore al di là delle tendenze morfologiche delle 3 lingue, il che per questi testi non è esattamente positivo di nuovo, perché la tendenza a nominalizzare è molto frequente, come vi dicevo, nelle lingue speciali. Anche i traduttori spesso quindi lo fanno di default, perché abituati così dalla traduzione di altre tipologie in ambito medico, ma in questo campo specifico sarebbe stato meglio puntare su strutture più verbali e quindi meno astratte, che potessero garantire più comprensibilità. Passiamo poi all'ultimo tratto morfosintattico che ho analizzato, la tendenza all'ipotassi e alla paratassi, o coordinazione e subordinazione. In altre parole, anche qui avevo 2 sezioni, una più qualitativa e una più quantitativa. Nella mia analisi mi soffermo probabilmente soltanto su quella più quantitativa adesso. Di nuovo ho creato una lista delle principali congiunzioni coordinanti e subordinanti nelle 3 lingue sulla base di varie grammatiche. Dopodiché ho estratto quello che mi interessava tramite Sketch Engine, di nuovo stando attenta ad eliminare il rumore. Qui vi riporto alcuni esempi di questo rumore per farvi capire che cosa intendo. Per il tedesco, ad esempio, damit poteva essere sia una congiunzione subordinante finale che un avverbio preposizionale, ma a me interessava soltanto il primo caso e non vi era un modo tramite Sketch Engine di filtrare le 2 funzioni, anche se per l'italiano poteva essere una congiunzione subordinante concessiva oppure anche una domanda indiretta. After in inglese poteva essere una congiunzione subordinante o una preposizione. E vi erano poi dei limiti in questa prima parte di analisi. In sostanza io non ho calcolato le proposizioni indipendenti, le asindeti,
Per le subordinate non ho considerato tutte le tipologie possibili, ho considerato soltanto le argomentali introdotte da congiunzioni subordinanti, appunto relative alle liste che ho creato. Non ho considerato però argomentali senza congiunzioni. Pensiamo in tedesco ai casi in cui abbiamo il verbo al primo posto, sollten Sie, eccetera, per dire wenn Sie. Questi casi non erano inclusi nella mia analisi. Per l'italiano non ho considerato partecipiali e gerundive. Diciamo che questi limiti ho bilanciato, ho compensato questi limiti tramite la parte poi qualitativa, analizzando di nuovo un numero inferiore di testi rispetto al corpus totale. Salto questa parte. Sì, esatto. Sì. Sì. Allora, vi riporto i risultati dell'analisi quantitativa, che è anche più rapida da illustrare. E qui vedete i risultati relativi all'inglese, qui al tedesco mi fermo un attimo di più, qui per l'italiano, e qui c'è un paragone tra le 3 lingue. Sostanzialmente che cosa si nota? Che abbiamo un calo della subordinazione in traduzione, soprattutto in tedesco. Poi passo alla coordinazione. Ecco, qui avete il totale dei 3 subcorpora. Di nuovo abbiamo un calo in traduzione, soprattutto in tedesco. Di per sé questo potrebbe essere positivo, soprattutto la tendenza a avere meno subordinate in traduzione potrebbe significare che i traduttori hanno provato ad utilizzare più frasi indipendenti, quindi una sintassi più semplice, più scorrevole. Come avete notato prima nei test in Leichte Sprache, mi avete detto chiaramente che le frasi erano più corte, più semplici e così via. Quindi si potrebbe supporre, soltanto basandosi su questi risultati, che i traduttori hanno effettivamente provato a semplificare i testi tradotti, però a questo calo della subordinazione e della coordinazione purtroppo non corrispondeva un aumento delle frasi indipendenti, non sempre. A questo corrispondeva quell'aumento della nominalizzazione che abbiamo visto prima, quindi di nuovo un tratto che non è esattamente facile da elaborare mentre si legge, ad esempio. Allora, sarò rapidissima per quanto riguarda gli ultimi livelli di analisi, testualità e layout. Qui quello che è emerso è che i testi avevano generalmente una gerarchia informativa molto chiara, vi erano pochi riferimenti intratestuali ed intertestuali, il che era collegato a una tendenza a ripetere delle informazioni. Quindi anziché dire, come già spiegato nella sezione 1, si avevano le stesse informazioni ripetute magari anche 3 volte nello stesso testo. Poi ho analizzato anche i nessi coesivi, di nuovo basandomi su delle liste che ho creato andando ad analizzare varie grammatiche per le 3 lingue. Mi fermo un po' di più sul tedesco, come al solito. Qui vi erano sia nessi coesivi generici che i Präpositionaladverbien, che ho analizzato a parte. Un punto molto interessante secondo me qui per quanto riguarda questi avverbi preposizionali è che, piccola premessa, gli avverbi preposizionali con già sono di registro più basso rispetto a quelli con here, quindi si tratta esprimono lo stesso significato, ad esempio daran, hieran, però hieran è più elevato, è più ricercato. E se guardate le occorrenze a fine slide, cioè in fondo alla slide, abbiamo praticamente quasi gli stessi risultati, il che significa che i traduttori anche qui non hanno puntato a
provare ad avere un registro più neutro, non tanto elevato, hanno tradotto come sarebbero abituati a tradurre in altre tipologie testuali. Qui vi riporto il paragone tra i 3 subcorpora e sottolineo che in questo paragone non ho calcolato gli avverbi preposizionali che vi ho mostrato prima, perché altrimenti si avrebbe uno scarto eccessivo tra le 3 lingue, dato che in inglese e in italiano non abbiamo questi avverbi, esistono soltanto in tedesco. Eppure vediamo che in tedesco avevamo molti più nessi coesivi di queste tipologie qua che in inglese e in italiano. Poi per quanto riguarda il layout, qui si trattava del livello linguistico con più aderenza alle linee guida. Di solito si aveva un layout molto standardizzato, simile per tutti o quasi i testi prodotti da una singola casa farmaceutica, il che implica che erano praticamente dei modelli preimpostati che poi la casa farmaceutica seguiva sempre. Per quanto riguarda la leggibilità, anche qui giusto un paio di commenti rapidi. Generalmente il testo era giustificato a sinistra, che va molto bene per i testi semplificati, perché aiuta, riassumendo molto, aiuta a leggere, a seguire meglio ciò che è presente sul foglio. Per quanto riguarda i caratteri, erano sans serif, quindi senza le cosiddette grazie, che sarebbero degli elementi decorativi presenti sulle lettere. Non so, se prendete il Times New Roman, ha praticamente dei, chiamiamoli gancetti, sui vari bordi. Ha un effetto grafico particolare, serve a rendere il carattere più visivamente attraente anche, però disturba un po' la lettura, soprattutto per chi diciamo non legge molto. È meglio utilizzare caratteri senza grazie. Vi erano molte tabelle, molti grafici, liste con sottopunti, come vedete qui, in cui addirittura vi erano delle icone al posto dei punti, e molte immagini. Qui vi ho scritto convergenti, è un tecnicismo nell'ambito della semplificazione, in generale della multicolalità. Vuol dire che le immagini riprendono ciò che è presente nel testo, non si tratta di immagini utilizzate in maniera un po' random, che non corrispondono al testo, che quindi confondono soltanto il lettore. Qui ad esempio parliamo di pastiglie e abbiamo l'icona con una persona che prende una pastiglia, oppure di flebo e abbiamo proprio l'immagine della flebo. Queste sono immagini convergenti. Salto gli indici di leggibilità, vi dirò soltanto che quello che è emerso da questa parte di analisi è che anche secondo gli indici di leggibilità, che hanno 1000 difetti, vanno presi molto con le pinze, ma sono utili a modo loro, anche lì è emerso che i testi erano più complessi di quello che avrebbero dovuto essere per poter essere considerati appieno plain language. Passando alle conclusioni, diciamo che quello che ho stabilito con la mia analisi è che per quanto riguarda la posizione nel continuum dei miei testi, vi era una tendenza verso la lingua standard molto chiara rispetto alla lingua facile. Si possono considerare come esempio di plain language, anche se sono di gran lunga migliorabili e, come vi dicevo, gli indici di leggibilità anche erano troppo alti per un pubblico generico non esperto in medicina. I problemi riscontrati erano soprattutto a livello morfosintattico, mentre il livello lessicale e terminologico in linea di massima riceveva più attenzione. Vi era un buon layout, come dicevo questo era l'aspetto che seguiva meglio le linee guida, e per quanto riguarda il linguaggio inclusivo, che non vi ho mostrato nelle slide perché non sarei riuscita, questo era pressoché assente. Un breve cenno, diciamo che è abbastanza complesso unire sia linguaggio inclusivo che plain language, soprattutto leichte Sprache.
perché hanno dei tratti che non vanno molto d'accordo tra di loro sostanzialmente. E quindi anche le linee guida erano rispettate solo parzialmente. Ho proposto dei miglioramenti, le ho ampliate nei punti in cui vi erano delle lacune e le ho riordinate perché ho notato che le informazioni erano spesso fornite in maniera più o meno casuale, passando dal livello lessicale a quello morfosintattico, poi tornando a quello lessicale, quindi era tutto molto confusionario. Qui sarebbero le linee guida aggiornate che ho proposto. Direi che posso concludere in questo modo. Grazie per l'attenzione.